Vi sono grandi aspettative da parte mia e spero di poter essere, come si dice, in grado di soddisfare anche le aspettative che la cittadinanza ripone nei confronti della nostra istituzione. Prevenzione e repressione dei reati. Paolo Sartori esordisce a Vicenza con le idee chiare. Il nuovo questore, arrivato da Mantova oggi al suo primo giorno nella città del Palladio, incontra il prefetto e il sindaco, con cui si confronta sulle priorità, a cominciare dalla lotta alla droga a Campomarzo e dal contrasto del degrado in centro storico. Ho accennato a quelle che sono le problematiche sia col sindaco che col prefetto e abbiamo stabilito di trovare assieme delle soluzioni che possono essere efficienti ed efficaci per risolvere quelle che sono le problematiche che infastidiscono la cittadinanza e che creano a volte anche turbative nei confronti dell'ordine pubblico. In particolare il questore è pronto a fronteggiare le situazioni di caos, inciviltà e degrado nelle zone della Movida, dove a volte alcol e droga diventano scintille che fanno esplodere la violenza. Gli strumenti che è pronto a utilizzare Paolo Sartori sono A tutte quelle misure di prevenzione previste dal codice delle leggi antimafia che sono di competenza del questore, come i fogli di via, gli avvisi orali, le proposte di sorveglianza speciale e allo stesso modo anche tutte quelle disposizioni normative di carattere amministrativo che consentono la sospensione delle licenze nei confronti di quegli esercizi pubblici che si rendono responsabili o comunque teatro, perché non è nemmeno necessario provare la responsabilità diretta, teatro di situazioni di turbativa dell'ordine pubblico o comunque di vendita di alcol ai minori, così come può essere anche la presenza sistematica di persone pregiudicate che appunto creano con i loro comportamenti queste turbative. E allora benvenuto al nuovo questore di Vicenza. La lotta per la sicurezza è oggi più che mai una priorità e Paolo Sartori chiede ai cittadini un aiuto. Ritengo che la sicurezza partecipata sia un concetto che non è solo un concetto astratto ma un concetto importantissimo. Quindi auspicare la loro collaborazione per segnalare tutte quelle situazioni che creano problemi e noi faremo del nostro meglio per intervenire e far sì che queste situazioni vengano fermate in tempo.